Qui non si corrono pericoli e è importante che si sappia questa cosa, e il territorio è un territorio sicuro, quindi bisogna continuare ad allenarsi, bisogna continuare a frequentare gli hotel, la vita continua ed è importante questa cosa. Parola di uno che ha spesso affidato all'acqua la sua sorte e la sua salute, scendendo negli abissi da campione del mondo, senza respiratori. Se l'acqua è il luogo più sicuro, più confacente al corpo umano, Umberto Pellizzari va sul fondo della piscina termale più profonda al mondo, a pochi chilometri da Vò, con un emblematico cartello. Le attività economiche sono pronte ad accogliere i turisti che nelle ultime ore hanno preferito disdire la loro prenotazione. Oltre a Pellizzari, ospiti della struttura anche Andrea Zuccari, che ha stabilito il nuovo record italiano No Limits a meno 185 metri, e il giovane apneista padovano Antonio Mogavero. Dobbiamo mantenere la nostra quotidianità, non dobbiamo farci influenzare negativamente da questa paura, da questa situazione un po' di emergenza che c'è, e credo che appunto continuare con le proprie abitudini sia la cosa più importante per evitare di farci prendere dal panico, che è l'ultima cosa che deve succedere.